È venerdì 27 settembre, buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Bene, come sempre cominciamo la nostra trasmissione con la cronaca, con i fatti più significativi. Il secondo giorno dei lavori per il G7 di Siracusa, quello che sta per scattare fra poco a Ortigia. Ieri c'è stato l'incontro con le organizzazioni mondiali degli agricoltori del Forum Africa. Cooperazione internazionale è una delle parole chiave dell'evento. Nella giornata di oggi riunioni al Castello di Magnace, aperte anche ad una rappresentanza di studenti. Da oggi il Castello Magnace è al centro del mondo. Qui si stanno incontrando i ministri del G7. 3 le sessioni previste in mattinata, coinvolti anche i giovani, e ci saranno le delegazioni dei paesi africani. Ma tutto è iniziato ieri. Di prima mattina il vertice mondiale con una rappresentanza delle organizzazioni agricole dei paesi G7. Nel pomeriggio al Teatro Comunale il Forum Africa. Stiamo già lavorando, compreso il fatto che nelle scorse ore abbiamo incontrato il futuro commissario all'agricoltura, e proprio queste sono le regole che gli abbiamo chiesto di inserire in tempi brevi, quindi reciprocità, codice doganale che va modificato e giusta redditualità per il lavoro dei nostri agricoltori. Gli agricoltori quindi hanno avuto la possibilità di dire la loro, raccontare le problematiche che toccano con mano ai grandi della terra, ma è stata l'occasione per capire che i bisogni del comparto africano non sono poi così diversi dai nostri. Per gli agricoltori africani le problematiche sono innanzitutto il cambiamento climatico, costruire un futuro di resilienza. La speranza del settore è una, che il G7 porti a soluzioni concrete. Cosa vi aspettate da queste ministeriali? Azioni operative di cooperazione agricola. Che aiutino in particolare i piccoli e medi agricoltori ad avere redditi più equi. Ma a Ortigia ci sono 2 binari, quello del G7 e quello dell'Expo, che coinvolge tutti. Ieri sera al Duomo il concerto della fanfara della Polizia di Stato, c'era anche il capo della polizia. Intanto qui al Castello Magnace è tutto blindato. E allora andiamo a vedere sui quotidiani con Emanuela Corsi il G7 questa mattina come viene trattato. Allora, vediamo la Sicilia, è il tema chiaramente di apertura, in primo piano. Leggiamo Coldiretti, investimenti pubblici e un occhio a clima e sostenibilità, il tavolo di confronto con i vertici delle organizzazioni agricole dei paesi del G7. E ancora sicurezza alimentare, tutela del reddito degli agricoltori, cambiamenti climatici e stabilità economica sono stati i temi al centro appunto di questo tavolo. E poi restiamo sempre su questa pagina, leggiamo stress climatico e idrico, così la vegetazione sta cambiando, i boschi nei demani forestali etnei sembrano bruciati, anche gli alberi sempreverdi ingialliscono. Questo è l'allarme del Dipartimento Sviluppo Rurale della Regione, sempre nell'ambito appunto di quello che è il quadro agricolo della nostra regione. Ma torniamo alla G7, il forum per l'Africa, vediamo a pagina 3, basta vaglie postali, c'è un continente che può produrre. Le parole sono del ministro Lollobrigida, bisogna cambiare strategia. 3 sessioni al Teatro Comunale proprio per parlare del tema Africa. Il ministro dice l'85% della terra è coltivabile, occorre un nuovo programma. Bene, adesso invece parliamo di ambiente, in qualche modo sempre legato ai temi del G7, dove si parla di agricoltura e di pesca. Il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin ieri è stato a Palermo, l'esponente del governo Meloni ha confermato che la Sicilia, dice, si doterà molto presto di termovalorizzatori, e ha aggiunto anche che la nostra regione sarà fondamentale come ruolo nella distribuzione energetica. Dai termovalorizzatori al ruolo della Sicilia nella distribuzione energetica, un'isola in mezzo al Mediterraneo che secondo il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha un ruolo davvero fondamentale. L'esponente del governo Meloni ha parlato del futuro ruolo della Sicilia, soprattutto sotto il profilo dell'energia, intervenendo al molo trapezoidale di Palermo per la seconda edizione di Risorsa Mare. La Sicilia, l'Italia e la Sicilia in particolare sono l'incrocio di quelle che sono le forniture di energia. In Sicilia arrivano 2 pipeline dall'Africa che ci portano 35 miliardi di metri cubi di gas, ma in Sicilia arriveranno
le linee elettriche importanti, nuove, c'è uno spazio di sviluppo enorme. Una parentesi è stata poi dedicata al tema dei rifiuti, uno dei nodi cruciali da sciogliere per la Sicilia alle prese con l'ancestrale emergenza dello smaltimento dell'immondizia. La Regione deve, in questo caso sta andando avanti con il piano rifiuti perché, e poi automaticamente con quelli che sono i rifiuti non differenziabili e non portabili a materia prima, seconda o riciclabili. Devono andare in termovalorizzatori, quindi si doterà anche di termovalorizzatori. Battuta finale dedicata invece ai rifiuti speciali. Ci sono le scorie ad alta intensità delle vecchie centrali, dove abbiamo quasi tutto in Francia e in Inghilterra, e quelle dovranno andare in un deposito geologico che bisognerà valutare seriamente dove fare. I temi dell'ambiente anche questa mattina si ritrovano sui quotidiani, Emanuela. Sì, vediamo la Gazzetta del Sud, proprio il tema dei termovalorizzatori, in primo piano cantieri entro il 2025. Fissato un serrato cronoprogramma per il piano rifiuti a partire dai pareri della Commissione Ambiente e del CGA. Il presidente Schifani a inizio novembre prevede di mettere l'ultimo timbro e avviare così l'iter per realizzare i 2 termovalorizzatori. Non ci affideremo al project financing, chi li costruirà si occuperà anche della gestione, e ancora il nostro obiettivo è arrivare alla posa della prima pietra entro 1 anno e mezzo dal via libera al piano, le parole del governatore. Adesso c'è la crisi idrica, il problema anche dell'approvvigionamento dell'acqua. Da Caltanissetta ad Enna continuano le proteste contro la mancanza proprio dell'acqua. La popolazione chiede risposte immediate alle società responsabili del servizio idrico e anche alle amministrazioni locali. Giorno di protesta a Caltanissetta, dove un centinaio di cittadini si sono radunati davanti alla sede di Caltacqua, la società che gestisce il servizio idrico. I manifestanti chiedono chiarezza sui turni di erogazione dell'acqua e la rescissione del contratto con la società, dopo settimane di caos. Alcune aree, come Contrada Nishima, non ricevono acqua da 3 mesi. Durante la protesta una donna ha avuto anche un malore ed è stata soccorsa da un'ambulanza. Il sindaco, Walter Tesauro, è intervenuto per calmare gli animi, mentre la polizia ha bloccato il traffico nella zona. Intanto un vertice in prefettura ha visto la partecipazione di Caltacqua e Siciliacque, che si sono impegnate a ripristinare la fornitura entro la settimana. Anche a Gela la situazione è ancora tesa. Nei giorni scorsi, nonostante la turnazione a giorni alterni sia stata ripristinata, una scuola è rimasta senza acqua, spingendo una nonna a incatenarsi davanti al municipio. Come mai se è arrivata l'acqua sabato? Sabato e domenica la scuola era chiusa, lunedì mattina non c'è acqua. Lo chiedo al bidello e mi risponde: signora, sì, perché abbiamo il motorino che non pesca a sufficienza quando arriva l'acqua, il serbatoio che perde e quindi rimaniamo senza acqua. Benissimo. Ora, calcolando che la scuola si è chiusa a giugno e che si è riaperta a settembre, durante questo periodo, chi doveva provvedere a sistemare il discorso dell'acqua? Le proteste intanto continuano anche a Enna, dove l'acqua arriva ogni 6-7 giorni con punte di emergenza a Nicosia. Il comitato Senza Acqua ha presentato un esposto in procura accusando il gestore Acqua Enna di interruzione di pubblico servizio. La popolazione è esasperata, con oltre 400 persone che hanno partecipato a un'assemblea cittadina per chiedere interventi urgenti. Situazione complicata, difficile, soprattutto nell'entroterra della nostra regione, Emanuela. Sì, ma c'è la politica che comincia a muoversi per cercare delle soluzioni. Vediamo sempre dalla Gazzetta del Sud le parole dell'assessore regionale Barbagallo durante uno degli eventi del G7, che ha detto 100 milioni per prevenire la siccità, fondi per gli imprenditori agricoli che vorranno dotarsi di laghetti aziendali, desalinizzatori e pozzi. Dall'Ateneo di Messina il coltello intelligente ideato dal laboratorio MATE Institute of Technology. Queste sono le parole appunto dell'assessore. Metteremo a bando 100 milioni di euro in favore degli imprenditori agricoli che appunto vorranno attrezzarsi per prevenire la siccità, strumenti che consentiranno di affrontare le future siccità e le altre criticità nel settore che
purtroppo continueranno ad affliggere la nostra isola. Quindi diciamo è questa un po' la strategia del governo regionale, quello di mettere in atto delle misure per prevenire quello che poi purtroppo abbiamo visto che è accaduto quest'estate, che continua a perdurare soprattutto in tante località, in tante province dell'entroterra siciliano. Angelo, come dicevi tu. E adesso siamo allo sport, perché ieri si è giocata in Coppa Italia, 16esimi di finale. Il Palermo è fuori dalla Coppa Nazionale, sono stati sconfitti 5-0 dal Napoli. Non c'è stata partita. Il Palermo perde al Maradona di Napoli contro la formazione di Conte. Perde male, 5-0 e fuori dalla Coppa Italia. Una partita nata male delle Vasici per espulsione diretta. Napoli che continua ad attaccare, si diverte. Ceccaroni ci mette del suo. Dalla Coppa Italia così, giocare tutto il secondo tempo in 10, fortunatamente lo abbiamo finito senza problemi fisici, perché non era scontato, i ragazzi hanno dato tutto. Purtroppo negli episodi non siamo stati fortunati, perché siamo andati in doppio svantaggio magari con qualche situazione un po' che ci ha penalizzata. Al tempo stesso magari in campo negli episodi non siamo stati neanche nelle scelte arbitrali magari tanto fortunati, però dobbiamo accettarlo. In campionato rosanero che torneranno in campo lunedì a Bolzano contro il Sud Tirol. Bene, torniamo di nuovo da Emanuela, stavolta per le altre notizie dai quotidiani regionali. Sì, partiamo dalla prima pagina della Sicilia, vediamo quali sono i principali fatti appunto sulle prime pagine. Intanto vediamo la nostra Africa, questa fotonotizia che poi è un po' il tema di apertura di oggi al G7 dell'agricoltura a Siracusa, focus sulla conferenza di Malabo su produttività e sicurezza alimentare. E poi il caos per quanto riguarda le nomine del CDA RAI. La RAI ha il CDA ma senza il PD, il campo largo si spacca, Movimento 5 Stelle e AVS votano i loro consiglieri, il timone passa a Rossi. Ancora vediamo Giorgetti che vede gli enti locali, la manovra darà più fondi alla sanità ma aumenta il contributo delle regioni. Vediamo invece per quanto riguarda l'energia, il futuro in Sicilia è nell'eolico offshore e tutti i porti adesso si stanno attrezzando. Andiamo a vedere cosa succede a Corleone. Qui nel taglio alto i giovani studiano la vita del giudice Terranova, studenti vanno all'anteprima del film. E ancora sempre nel taglio alto, per quanto riguarda la crisi idrica, a Caltanissetta mamme esasperate continuano il sit-in, ad Agrigento azzerata l'acqua per uso potabile. Poi ci sono diverse notizie di cronaca che non riguardano però la Sicilia, arrivano dal resto dell'Italia. A Nuoro il 14enne superstite, a casa urlavano tutti, l'ultima strage familiare sulla quale ancora si cercano si cerca un movente, si cercano le motivazioni che hanno spinto quest'uomo ad uccidere praticamente tutti i suoi familiari. Si è salvato soltanto uno dei figli, che adesso è un po' il super testimone di queste ore di terrore. E poi Treviso, troppo dolore per la perdita della figlia, 90enne uccide la moglie e si suicida. Ancora politica estera, Israele, Netanyahu rifiuta la proposta di pace franco-americana, Beirut sotto le bombe. E negli Stati Uniti il sindaco di New York è incriminato in un'inchiesta sulla corruzione. Questa era la prima pagina della Sicilia. Andiamo a vedere invece la prima pagina della provincia di Catania con questa operazione della Guardia di Finanza, i vertici del clan broker della droga, duro colpo della Guardia di Finanza a un'organizzazione che importava erba dalla Spagna, la marijuana destinata a Malta e alle piazze di spaccio etnee, 9 le persone arrestate, 485.000 euro sequestrati.
Annesima inferiore per la cronaca, botte da Orbi con il nuovo compagno dell'ex. Sarà durato tutto una mezz'ora, ma in quel frangente parecchi residenti sono scesi in strada in questo quartiere appunto catanese e sono intervenute 3 pattuglie dei carabinieri per tentare di sedare una violenta rissa tra 2 uomini scaturita a quanto pare da motivi familiari, un fatto che è avvenuto attorno alle 12:30 di ieri mattina nel viale Mario Rapisardi nel quartiere di Nesima. E poi poni e asina rubati e ritrovati, forse erano destinati al macello. Un'altra notizia: a Catania studenti della Mongolia, questa è una cosa singolare, realizzano un catalogo in 3D delle opere che sono presenti a Fontana, nella stazione della metropolitana, dove ci sono presenti appunto delle opere d'arte. Ancora un'iniziativa della Fontana d'Arte che incuriosisce sempre di più gli utenti, questa volta protagonisti studenti e docenti della Mongolia assieme ai colleghi di UniCT. La Gazzetta del Sud, la prima pagina, come abbiamo già visto, i termovalorizzatori in primo piano, si fa sul serio. Schifani, la gestione a chi li realizzerà saranno a Bellolampo e a Catania, quindi confermata appunto la scelta di questi 2 siti. 100 milioni invece per prevenire la siccità, queste le parole, l'annuncio dell'assessore Barbagallo al G7 di Siracusa. E poi vediamo le altre notizie. A Messina una pistola nascosta in un negozio di frutta, arrestato lo Duca. Al Tribunale delle Imprese di Roma oggi invece l'udienza sull'azione collettiva contro la società Stretto di Messina per un ricorso che è stato proposto da 104 cittadini per quanto riguarda il ponte. Allora andiamo a vedere proprio questa notizia a pagina 18. Ponte, oggi l'udienza al Tribunale di Roma. I promotori della class action accusano la SPA statale di danno ingiusto. A difendere la società i professori Alpa e Cintioli, un'iniziativa assolutamente carente di legittimazione. Questa mattina sarà discussa la richiesta di azione inibitoria collettiva proposta appunto da 104 persone nei confronti della Stretto di Messina. A sostegno dell'SPA la memoria di intervento volontario dello studio Rizzo Vadalà in nome e per conto di 140 cittadini. La Stretto di Messina non gestisce in atto alcun servizio pubblico e agisce sulla base di leggi dello Stato. I ricorrenti chiedono la cessazione immediata da parte della Stretto di ogni atto pregiudizievole. Vediamo anche la prima pagina del Giornale di Sicilia, anche qui la corsa ai termovalorizzatori. In apertura Schifani vara il cronoprogramma per realizzare i 2 impianti di Palermo e Catania. Grazie ai nuovi poteri decisi a Roma potrà accelerare i tempi, cantieri aperti entro il 2026. Entro un mese i pareri della commissione all'ARS non vincolante del CGA, poi la prossima estate appunto la gara per la progettazione. Vediamo ancora altre notizie. Pichetto, il ministro Pichetto Fratin appunto che interviene sui rifiuti, come abbiamo visto anche nel nostro servizio. Andate avanti veloci, il via libera del ministro, confronto a Palermo ideato da Musumeci sulle emergenze ambientali. E poi resta una grana, quella dei forestali, che convocato un vertice a Palazzo d'Orléans, la richiesta di 800 milioni, oggi le mosse dell'amministrazione. Per quanto riguarda il G7, le organizzazioni agricole presentano il conto al G7. Oggi si apre il vertice con i ministri. Dall'allarme siccità ai cambiamenti climatici, pronta una piattaforma di rivendicazioni per i 7 grandi. Disagi per l'acqua a Caltanissetta, altro sit-in delle donne. E poi vediamo questa fotonotizia, il calcio, appunto l'eliminazione in Coppa Italia del Palermo. Troppo Napoli per i rosa, batosta con i 5 gol. Questo è il titolo. Al Maradona una doppietta di Ngonghe,
non so se è giusto perché ogni volta è un po' un problema con la pronuncia dei nomi dei calciatori. Nei primi minuti taglia le gambe al Palermo, poi gli azzurri dilagano, palo di Brunori, espulsione per Vasic. Spero di averli pronunciati più o meno. Diciamo la sufficienza stamattina. Devo ripassare meglio. Grazie Emanuela. Ci rivediamo e ci risentiamo fra pochissimo con quelli che sono poi i quotidiani nazionali per le notizie che arrivano dall'Italia ma anche dall'estero. Adesso, come ogni mattina, apriamo i collegamenti con la Paul Strada. Stamattina andiamo a Lentini, dove per noi è collegato il vice ispettore Nada Truglio, che ci racconta qual è la situazione in Sicilia orientale, considerato che il compartimento è proprio quella della Sicilia orientale, il compartimento della Polizia Stradale. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti dalla Polizia Stradale, compartimento Sicilia orientale. Iniziamo col dire che sull'autostrada Catania-Palermo segnaliamo rallentamenti e code a causa di un incidente stradale senza feriti che si è verificato sulla rampa di decelerazione dello svincolo di Caltanissetta in direzione Catania. Inoltre sulla suddetta autostrada persiste ancora la chiusura dello svincolo di Enna in entrata e in uscita in direzione Palermo. L'uscita consigliata è lo svincolo di Mulinello. Invece sull'autostrada Messina-Palermo, tra gli svincoli di Patti e Brolo, a causa della chiusura della galleria Calavà in direzione Palermo, perdura il doppio senso di circolazione sulla correggiata opposta. Su detta tratta vige il divieto di transito per i veicoli che trasportano merci pericolose e per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 35 quintali. In questi casi la viabilità alternativa per questi veicoli è l'autostrada Messina-Catania e la Catania-Palermo, mentre per i veicoli destinati al trasporto di persone superiore a 35 quintali, quindi pullman di linea, autobus e caravan, potranno percorrere la strada statale 113 nel tratto tra Patti e Brolo in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Catania segnaliamo i consueti rallentamenti e traffico intenso tra i paesi Etnei e San Giorgio in direzione sud. Inoltre, nella giornata odierna è previsto dalle ore 10 la chiusura dello svincolo di Alisa in uscita in direzione Messina. La riapertura è prevista per le ore 16. Si prevede traffico intenso sulla Catania-Siracusa in direzione Siracusa, dove è in corso la manifestazione denominata Expo Divinazione, che è stata organizzata in concomitanza del G7 dell'Agricoltura e Pesca e dove è possibile ammirare le eccellenze del nostro territorio. Vi ricordiamo che quando si mette in viaggio, soprattutto sulle autostrade o strade urbane principali, in caso di avaria, guasti o incidenti stradali, occorre, ove possibile, posizionare il veicolo sulla corsia di emergenza, accendere le 4 frecce, indossare il giubbotto catarrinfrangente prima di scendere dal veicolo e posizionare il triangolo così da essere ben visibili per i veicoli che sopraggiungono. Vi auguriamo un buon viaggio, dalla Polizia Stradale è tutto e buon fine settimana. La comandante del distaccamento della Paul Strada di Lentini, il vice ispettore Nada Truglio. Siamo a Catania adesso con le immagini che arrivano dalla circonvallazione all'altezza del Tondo Gioieni. Vediamo qual è questa mattina la situazione. Sembra piuttosto scorrevole, non ci sono grossi problemi sia in direzione ovest che in direzione est, quindi diciamo che la situazione della viabilità, almeno per in questi momenti, è piuttosto fluida. Facciamo adesso una breve sosta e poi riprenderemo la lettura dei quotidiani nazionali con Emanuela Corsi. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, riprendiamo la lettura dei quotidiani come anticipato stavolta con quelli nazionali con Emanuela Corsi. Sì, in primo piano sicuramente ci sono sempre le due guerre, quella in Ucraina e poi la questione del Medio Oriente, soprattutto in questi giorni in cui si tiene l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questi sono i temi chiaramente al centro del dibattito. E allora vediamo il Corriere della Sera. Israele va avanti, combattiamo. Netanyahu boccia la proposta di tregua degli Stati Uniti e Francia. Raid a Beirut, ucciso il capo dei droni di Hezbollah. E poi armi a lungo raggio a Kiev, sì a metà di Biden. Non c'è il via libera per colpire però la Russia. E poi vediamo in retroscena la mossa di Bibi, ostaggio dell'ala dura.
Vediamo a centro pagina la foto notizia, il sindaco di New York che è indagato per corruzione, Eric Adams, e la pista di donazioni illegali dalla Turchia. In Italia eletto il nuovo CDA Rai, che però ha spaccato il campo largo, spacca l'opposizione, il voto alla Camera e al Senato, Schlein e Conte, un idillio già finito. Per la cronaca si parla della strage di Nuoro, la strage di famiglia, lui voleva il controllo, morti anche il bimbo e il vicino. E poi Irene Pivetti e le Ferrari in Cina, 4 anni di condanna per l'ex presidente della Camera, evasione fiscale, questa è l'accusa, lei dice io perseguitata, Ferrari vendute per finta, evasione fiscale e riciclaggio, 4 anni di condanna appunto per Irene Pivetti. Andiamo a vedere all'interno del Corriere la questione del Medio Oriente. Biden preme per la tregua, ma Netanyahu dice andiamo avanti. Libano, il documento di americani e francesi è stato respinto all'ultimo. L'irritazione di Blinken. E intanto c'è la fuga degli stranieri che dicono i biglietti aerei sono quasi finiti. Gli stranieri che si trovano in questo momento in Libano, le ambasciate da giorni invitano a lasciare il paese, pronti piani di evacuazione via mare, così come avvenne nel 2006. Qui vediamo una foto dove ci sono i passeggeri all'aeroporto internazionale di Beirut che attendono di imbarcarsi per lasciare il paese sotto appunto i bombardamenti israeliani. E poi questo retroscena che abbiamo visto anche in prima pagina, la retromarcia di Bibi che sarebbe sotto ricatto dell'ultradestra che detterebbe appunto l'agenda al Premier. Cosa è successo? Intanto la proposta che è arrivata dagli Stati Uniti e dalla Francia è questa: 21 giorni di pausa per lavorare a una tregua più duratura tra Hezbollah e Israele. Proposta di Francia e Stati Uniti al Palazzo di Vetro con il sostegno di vari paesi tra cui Germania, Italia, Arabia Saudita. Il no però arriva all'ultimo momento da parte della fronda più estrema appunto del governo di Netanyahu e quindi alla fine questa ipotesi, questa proposta viene bocciata e poi l'ipotesi più probabile invece è quella di attacco, secondo le analisi gli analisti israeliani, resta quella dell'invio di forze speciali al di là della linea blu tratteggiata dall'ONU in Libano, che vediamo in questa cartina, ve la sottolineo anche per blitz in profondità, alcuni ipotizzano addirittura fino a Beirut, la capitale. E adesso invece vediamo la cronaca all'interno del Corriere. Ci sono dei casi che sono avvenuti in questi giorni, delle vere e proprie tragedie, in questo caso riguardanti le famiglie. Partiamo da Chiara. Chiara è la ragazza che ha avuto 2 bambini ed entrambi sono stati uccisi proprio da lei. Chiara in silenzio davanti al giudice, ricordiamo che lei è stata arrestata pochi giorni fa, il suo legale dice era una scelta tecnica, parlerà più avanti. Parma, la 21enne e i 2 neonati seppelliti, gli accertamenti sui cellulari dei genitori, si cerca di scavare dietro questi 2 infanticidi perché il dubbio è sempre quello, può una ragazza di 20 anni aver compiuto da sola questi 2 omicidi, cioè è riuscita a nascondere per 2 volte la gravidanza a tutti quanti, è riuscita a partorire in silenzio senza dare nessun segnale soprattutto alla famiglia e poi essersi sbarazzata di questi bambini appena nati appunto nella totale ignoranza da parte di quelli che la circondavano, soprattutto anche il fidanzato, quindi nessuno sapeva delle gravidanze. Questo è uno dei punti su cui cercano di indagare
gli inquirenti. E poi c'è un altro caso di cronaca appunto di cui stiamo parlando in queste ore, la strage in famiglia a Nuoro. Il figlio superstite: mi sono finto morto per salvarmi, le prime parole del 14enne ai carabinieri. Deceduti il fratello di 10 anni e il vicino di casa. Qui vediamo Martina Gleboni, che è una dei figli di quest'uomo che ha commesso questa strage familiare nel giorno della sua laurea. E qui vediamo, l'ho vista felice con il suo fidanzato, il padre mi invitò al pranzo di laurea, parla il docente della ragazza che appunto continua, mi chiedeva consigli. Vediamo la vicenda, il massacro dentro casa. Alle 7 del mattino di giovedì Roberto Gleboni, un operaio forestale, ha ucciso a colpi di pistola la moglie e la figlia Martina, che abbiamo visto appunto nella foto precedente. Gleboni avrebbe sparato anche in direzione del figlio di 14 anni, ha invece colpito gravemente l'altro figlio di 10 anni, morto poi nella notte, così come il vicino di casa incrociato fuori strada. L'operaio ha poi raggiunto la sua auto per andare a casa della madre, ha ferito anche lei, poi si è ucciso con la stessa pistola davanti alla madre. Adesso le indagini vengono fatte soprattutto sulla base della testimonianza della 14enne superstite, che ha spiegato appunto alla Mobile che prima degli spari tra papà e mamma c'era in corso una lite furibonda, litigavano spesso, ha anche dichiarato un vicino. Gli altri però parlano di una famiglia perfetta, come spesso accade quando succedono queste tragedie. Insomma, poi si tende a dire che insomma, sono famiglie insospettabili. Andiamo a vedere la stampa. Ucraina, la svolta di Biden che dice sì ai missili a lungo raggio dagli Stati Uniti, aiuti per 8 miliardi, e Meloni cancella le armi dal comunicato G7. E poi la fotonotizia, vediamo questa stretta di mano tra John Elkann e Sam Altman. Sam Altman è il fondatore di OpenAI, che hanno avuto un confronto alla Tech Week, appunto il dialogo tra i due, come cambia il mondo, patto OpenAI Jedi. Il titolo è Rivoluzione, appunto AI sarebbe l'intelligenza artificiale. Vediamo Avvenire, fratture d'Europa, Papa Francesco dice stanno riemergendo anche qui inimicizie che sfociano in aperte ostilità. Dove ha pronunciato queste parole? In Lussemburgo. Viaggio di Avvenire, leggiamo tra i nuovi muri interni eretti da 8 paesi. Intanto nuova fornitura di armi americane all'Ucraina, minacce nucleari dalla Russia. Restiamo su Avvenire, autonomia verso il referendum, depositata la richiesta di consultazione popolare con oltre 1 milione di firme, tensione invece PD, Movimento 5 Stelle sulla RAI, quindi PD e 5 Stelle uniti per quanto riguarda la battaglia contro l'autonomia differenziata, si spaccano invece sulla scelta delle nomine RAI. Grazie Emanuela, torneremo da te più avanti. Intanto vediamo il meteo e poi ci ritroviamo in studio con il primo dei nostri ospiti di questa mattina. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con sole assoluto protagonista su gran parte del nostro territorio, solo un po' di residua instabilità sul nord-est, specie sui rilievi, e sull'alta Toscana. Anche sulla Sicilia splenderà il sole con qualche velatura di tanto in tanto che sarà solo in transito. I venti saranno sostenuti di libeccio e infatti le temperature massime saranno anche prossime ai 30 gradi, con clima praticamente estivo. Sui settori meridionali della regione i picchi massimi sfioreranno anche i 32 e 33 gradi. Nel corso della giornata di sabato situazione pressoché analoga, sempre con sole assoluto protagonista, un po' più di variabilità sul messinese, con qualche possibile occasionale piovasco. I venti saranno ancora tesi, con mari infatti mossi specialmente al largo, e le temperature massime si manterranno pressoché stazionarie. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi
che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde, potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto. Vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Buongiorno Sicilia, con noi in studio c'è Simone Dei Pieri, che è l'ideatore di Catania Book Festival, ma è anche un editore di fatto, un uomo che si occupa di portare i libri, in qualche modo diffondere i libri, ecco, più che editore diciamo diffondere i libri e diffondere la conoscenza di quello che significa avere un libro in mano in quest'epoca digitale, no? Perché quello che viene in mente subito, ma perché un imprenditore oggi dovrebbe investire sul libro cartaceo, visto che siamo nell'era digitale per eccellenza? Sì, intanto grazie per questo invito. Sì, il libro è in controtendenza come strumento perché è uno strumento cartaceo che serve appunto alla diffusione della cultura. E i dati però ci raccontano un'altra storia, cioè che i giovani, soprattutto gli under 25, leggono tantissimo, leggono molto più degli adulti, leggono molto più dei loro coetanei di un paio di generazioni fa, quindi è un trend in crescita quello del libro come strumento editoriale, come mezzo editoriale. E poi ci sono le storie che raccontano i libri, gli orizzonti che aprono i libri, quindi insomma lo strumento di diffusione della cultura per eccellenza è il libro, lo sappiamo. Allora diciamo subito che il mito che è il telefonino, i tablet, device in genere allontanano i giovani dalla lettura non è proprio vero. È andato, è un mito che è stato alimentato, c'è da dire, da tanti anni, insomma, effettivamente di uso dei cellulari. Sicuramente una diffusione di uso degli strumenti digitali c'è stata, per carità. Però non è così, nel senso che appunto i giovani leggono e leggono ancora tanto, certo, anche con quegli strumenti spesso e volentieri, ma i dati di crescita, che non sono miei sicuramente, certo, sono dell'Istat, insomma sono dati pubblici, ci raccontano una storia diversa che è molto positiva. Allora da qui nasce l'idea di continuare questa esperienza con il Catania Book Festival. Sì. Comincia oggi, va avanti fino al 29 settembre, cioè fino a domenica. La location è quella, la nuova dogana del porto di Catania, la quinta edizione. E le altre edizioni che cosa hanno detto e che cosa vuole invece dire questa edizione di quest'anno? Ogni edizione è stata diversa perché abbiamo iniziato, che eravamo quasi tutti 25 anni, 26 anni, in piena pandemia, la prima edizione nel 2020, quindi un periodo difficilissimo, complicato, che ricordiamo ancora con un certo velo di tristezza, e siamo riusciti a far attecchire il seme di questo Catania Book Festival. Oggi, dopo 5 edizioni, possiamo dire che sicuramente abbiamo fatto un percorso, che ovviamente non è finito, insomma speriamo perlomeno che non finisca così, e siamo sicuri che abbiamo ancora tanto da dire e tanto da dare. Un dato è la crescita sicuramente dei visitatori, che è aumentata. L'anno scorso abbiamo accolto oltre 12.000 partecipanti in 3 giorni, per più di 100 incontri che avremo quest'anno, oltre 200 ospiti in 3 giorni. Tanti ci dicono che non riescono a seguire tutti gli appuntamenti, quasi come se fosse una lamentela, no? Nel senso non riusciamo fate meno cose. Però non riusciamo a fare meno cose perché anche volendo c'è tantissimo da raccontare. Ogni anno il festival è soltanto uno, quindi cerchiamo di mettere insieme tutto. Adesso siamo un po' più grandicelli rispetto a quando abbiamo iniziato, e siamo sicuri che questa scommessa, di aver fatto una bella scommessa, la città ci sta accogliendo bene, ci ha accolto bene. Siamo cresciuti tutti quanti qui, siamo nati qui, abbiamo studiato qui, quindi portare in questa città così bella un festival così è sicuramente uno dei nostri piccoli traguardi anche personali, diciamoci la verità. È una grande fiera, diciamo, e non solo, perché si possono fare, dicevo prima, tante attività collaterali. Si possono anche conoscere gli scrittori, e quindi chi magari ha letto un libro ha la possibilità di parlare, colloquiare con
chi effettivamente poi quel libro l'ha scritto e magari chiedere delle cose particolari, no? Qualche curiosità che è rimasta insoddisfatta dalla lettura. Sì, scrittori ed editori tra l'altro, perché il bello del Catania Book Festival è che riusciamo a creare un ambiente familiare all'interno della fiera, nonostante tanti partecipanti, quindi chiunque può incontrare appunto autori, editori, chiedere loro consigli, chi ha un libro in pubblicazione spesso viene da noi e si confronta appunto con gli editori per cercare un consiglio su questo fronte, incontrare gli autori anche per una foto, per uno scambio di battute, magari sono ospiti che non vengono spesso a Catania, quindi anche vista la logistica, insomma non proprio facilissima per la nostra isola, cercano appunto di incontrarli in quelle occasioni, e per noi questo è bellissimo, perché come vedere appunto degli amici che si rincontrano dopo un anno di distacco è veramente bello. Ci saranno anche dei momenti in cui si potrà fare formazione, sì. Nel senso, vuol dire, sono organizzati dei workshop, dei momenti di partecipazione per magari apprendere determinate tecniche anche, perché no? Sì, laboratori e workshop dedicati ai più grandi, ai più piccoli, abbiamo tante attività collaterali, molti eventi fuori festival, abbiamo tanti concerti dentro e fuori, abbiamo tante letture d'autore. Insomma, c'è davvero tanto all'interno di questo festival ed è difficile raccontarlo senza allargarsi troppo con i tempi, però sì, abbiamo davvero un bel programma quest'anno. Allora, 3 giorni, lo ripetiamo, il 27, 28 e 29, si comincia oggi. Possiamo dare delle indicazioni grosso modo su quella che sarà la giornata di oggi? Così Assolutamente, il festival inizia alle 9, quindi tra mezz'ora apriamo i cancelli, infatti io devo scappare, anche meno, esatto, infatti devo scappare subito al porto. Si protrarrà fino alle 21 di questa sera, quindi ci sarà poi l'ultimo ingresso appunto fissato alle 20, e così per i 3 giorni. Chiuderemo oggi tra l'altro con un bellissimo concerto del Conservatorio Bellini dentro il festival, a cui potranno accedere tutte le persone che sono all'interno del festival, quindi che hanno preso il biglietto per accedere al festival. E poi le giornate di domani e dopodomani non saranno da meno, nel senso che avremo ospiti importanti che appunto... Possiamo citare qualche nome senza fare torto a qualcun altro? Sicuramente faremo torto a qualcuno perché sono tantissimi, quindi mi scuso in anteprima. Però sì, sicuramente Veragheno, possiamo citare Lorenzo Maragoni, possiamo citare Veronica Raimo, possiamo citare i Positivi Trip, insomma abbiamo in questo momento oltre 200 ospiti, quindi veramente tanti che stanno arrivando in questo momento tra l'altro a Catania, quindi sono chi in aeroporto, chi già in hotel. Insomma, è davvero una corsa. Complicata dunque anche la gestione di tutti questi eventi. Divertente. Allora, che cosa dire se non un in bocca al lupo anche per questa edizione. Buona lettura a chi evidentemente si appassiona, a chi ha voglia di leggere. Ci sarà qualche presentazione particolare prima di salutarci? Presentazione particolare in che senso? Di un libro, di un testo nuovo che magari per la prima volta... Sì, anteprime ce ne sono, giornalmente ci sono tantissime anteprime, perché gli editori, noi accogliamo oltre 20 editori indipendenti ogni anno che vengono qui da Roma, da Milano, da tutta la Sicilia a esporre qui e portano qui le loro novità editoriali, quindi ci sarà solo l'imbarazzo della scelta. Libri che ancora non sono sugli scaffali verranno qui, verranno appunto raccontati agli editori. È la prima volta di tanti autori, penso a Lorenzo Maragoni per esempio, che a memoria non credo sia mai stato a Catania, penso anche a Veronica Raimo, insomma abbiamo davvero un bel... In bocca al lupo, e adesso ci fermiamo qui perché sappiamo che fra poco c'è l'inaugurazione del Catania Book Festival. Grazie a Simone Dei Piedi per essere stato questa mattina a Buongiorno Sicilia. Facciamo una breve sosta e poi riprenderemo chiaramente la nostra mattinata con altri ospiti in studio. A fra pochissimo. Adesso parliamo della notte dei ricercatori. Con me in studio c'è la professoressa Alessia Tricomi, buongiorno. Buongiorno. Ordinario presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Catania. Quella di oggi è la notte dei ricercatori, cosiddetta la Sharper Night, ed coinvolge diverse città italiane. Tra queste città italiane ce ne sono 2 siciliane, Palermo e Catania.
Noi ci occupiamo stamattina di Catania, non è certamente la prima notte dei ricercatori. Ci spiega che cos'è questa notte dei ricercatori? Sì, allora è 15 anni praticamente che si svolge in tutta Europa in contemporanea, sono circa 300 le città che aprono le porte ai ricercatori e le ricercatrici, diciamolo, perché da quest'anno proprio nel nome del progetto esce esplicitamente Notte dei ricercatori e delle ricercatrici, per sottolineare anche l'impegno verso la parità di genere, verso i diritti. Sharper significa proprio condividere la passione dei ricercatori per l'educazione, quindi l'alta educazione e il rispetto dei diritti, che quest'anno, diciamo, è la tematica, diciamo, forte della manifestazione. Dicevo, si svolge in oltre 300 città in tutta Europa. In Italia ci sono vari progetti che sono stati finanziati dalla Comunità Europea, tra cui appunto Sharper, a cui l'Università di Catania e gli enti del territorio catanese aderiscono ormai da tantissimi anni. E in Sicilia sono 2 le città appunto coinvolte in Sharper, Catania e Palermo, ma ovviamente noi parliamo di Catania, Qui per ovvie ragioni. Stamattina siamo a parlare di Catania. 800 sono le iniziative che sono previste, sono tante. 800 in tutta Italia, 178 tante. a Catania, Quindi Catania, lo possiamo dire the best? The best, perché se sono 800 esatto, gli eventi. In 16 città e Catania ne ha 178, facciamo presto una un bella calcolo. fetta. Allora, concretamente, perché abbiamo detto che insomma, si aprono le porte, c'è questo scambio di notizie, di informazioni, c'è la possibilità di entrare e vedere quello che poi concretamente voi che lavorate con la ricerca fate quotidianamente. Sì, avremo veramente una manifestazione ricchissima a Catania, appunto come sottolineavo sono 178 eventi, apriremo le porte oggi pomeriggio alle 16:30 a Città della Scienza, il museo scientifico dell'Università di Catania. Dove si trova? Così possiamo in via Simeto, vicino alla stazione. Una bellissima struttura ancora forse poco conosciuta a Catania e in cui avremo tantissime attività, soprattutto pensate per bambini e famiglie, perché vogliamo, diciamo, coinvolgerli sin dalla tenera età e poi portarceli a lavorare insieme a noi. E quindi avremo tanti laboratori proprio per i ragazzini su elettricità, nuclei, particelle, fisica ambientale, quindi veramente molto Non ricco. c'è solo un sito? Ci sono diversi siti che sono diciamo, attivi in qualche modo. C'è un sito che è proprio quello del progetto Sharper, che è www.sharper-night.it/Catania, per avere gli eventi della città di Catania, e poi anche sui siti dell'università e degli enti abbiamo sicuramente il programma. E poi dalle 18 inizieranno le attività degli stand, delle dimostrazioni, che quest'anno non saranno solo a Piazza Università come da tradizione, ma avremo una grossa... Stiamo vedendo qualcosa mentre parliamo, vediamo diciamo ecco, questa è Città della Scienza. E quindi ci sono delle attività per i più piccoli, ci sarà informazione immagino per i più grandi, per chi fosse interessato, la possibilità di partecipare anche evidentemente a delle attività. Sì, tutti questi sono dei laboratori che noi realizziamo e poi ci saranno queste dimostrazioni sia a Piazza Università, dove saranno presenti le discipline, le scienze umanistiche insieme alla parte di medicina, biotecnologia, chimica e scienze naturali, mentre la seconda location, che è la novità di quest'anno, è Cortile Platamone, dove avremo le cosiddette scienze dure, quindi astrofisica, con le osservazioni anche di Saturno stanotte, fisica, informatica, ingegneria, sia architettura civile che elettronica, robotica, intelligenza artificiale, informatica, eccetera, e alle 21 avremo una tavola rotonda speciale dedicata proprio alle tematiche del futuro, quindi intelligenza artificiale, robotica, tecnologie quantistiche e tutto quello che ci proietta verso un futuro ricco di tecnologia e speriamo di ulteriore progresso. Ma c'è anche dell'altro, perché quest'anno c'è
c'è il centro universitario teatrale, che ospita anche delle attività, diciamo, a Palazzo Centrale del Museo dei Saperi e anche delle Mirabilia siciliane. Sì, abbiamo queste ulteriori, diciamo, location, il centro universitario teatrale che è su Palazzo San Giuliano, quindi ingresso da Palazzo San Giuliano, in cui ci saranno delle manifestazioni di arti performative, il museo delle Mirabilia a Palazzo Centrale che ospita in preview una mostra sui 25 anni delle riserve di cui l'Università di Catania è ente gestore. E poi anche i mini talk, sempre al Palazzo Centrale e a Palazzo San Giuliano, quindi veramente c'è un'offerta ampissima. Ma come si fa a fare tutto contemporaneamente o quasi? No? Vabbè, bisogna dedicare tutto il pomeriggio e la notte alla ricerca, perché comunque è una festa dei ricercatori e delle ricercatrici, ma è una festa pensata per la città. E voi ricercatori siete impegnati ogni giorno chiaramente a portare a noi tutti delle novità, non solo da un punto di vista della fisica, dell'elettricità, prima parlava, cioè, anche l'intelligenza artificiale, che oggi forse è quella che vi impegna forse di più, perché ci sono nuove frontiere e nuove scoperte. Gli studenti, in questo caso, gli studenti che si approcciano, non quelli che non sono iscritti, che non partecipano ai vostri corsi di laurea, ma gli studenti che si approcciano a queste nuove frontiere, quelli che insomma in qualche modo poi saranno loro a dettare quali saranno i risultati di queste ricerche. Assolutamente, come le dicevo, apriamo le porte anche ai bambini di 5-6 anni, proprio perché li vogliamo crescere nella cultura della ricerca, che è una cultura bellissima, fatta di curiosità, fatta di passione, fatta anche di abnegazione, perché la ricerca, come qualunque studio, lo richiede. E stasera saranno coinvolti 1300 tra ricercatori e giovani ricercatori, quindi è un numero importante. È un numero importante, è un numero molto molto importante, tantissimi volontari. Mi piace ricordare però anche il supporto del personale tecnico amministrativo, perché diciamo, la ricerca è fatta anche di questi aspetti. E un evento come quello di stasera, che coinvolge veramente l'intera comunità dell'Università di Catania, dell'INFN, sezione di Catania e Laboratori del Sud, del Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Strutture della Materia, di diversi istituti del CNR, perché abbiamo l'ICB, l'IMM, l'ISAFOM, l'IBSBC, e ogni volta con loro hanno talmente tante sigle che ho sempre paura di scordarne qualcuna, l'INGV, l'INAF, veramente c'è un parterre di tutta la ricerca catanese. Un mondo praticamente da esplorare. Tutta la ricerca catanese è in campo stasera per donarsi alla città, per fare vedere quello che facciamo e per coinvolgere i cittadini, anche in un dibattito. Non mancherà l'intrattenimento musicale. No, non può mancare l'intrattenimento musicale. Avremo ospiti il Shara Quartet and Friends, che al Cortile Platamone ci accompagnerà durante questa tavola rotonda con dei brani bellissimi. Io adoro Morricone, ma non sarà solo Morricone, però non voglio fare troppo spoiler prima dell'evento. Non spoileremo nulla assolutamente, sarà una sorpresa. Devo dire che sarà una giornata impegnativa e grazie per aver trovato questi 10 minuti da dedicare a noi, per magari raccontare in anteprima e quindi annunciare a chi stasera pensava di fare qualcosa, perché no, dedicarsi a questa... Assolutamente, non si può mancare, bisogna seguire il gufetto di Sharper. Benissimo, grazie alla professoressa Grazie a voi. Alessia Tricomi, che è professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Catania. Noi facciamo adesso una breve sosta, ci ritroviamo fra non molto con un altro tema, stavolta parleremo di assistenza ai bambini in ospedale. Tutto questo fra non molto.
Bentornati a Buongiorno Sicilia. Con me in studio c'è Giuseppe Sanfilippo, che è consigliere volontario di Abbio. Cerchiamo di fare capire subito cosa significa Abbio. Spieghiamo perché magari subito. Potrebbe essere una sigla, ma cosa significa? Mi pare più che giusto. Abbio è l'associazione per il bambino in ospedale. E quindi sappiamo che vi dedicate parla da sé il nome a quelle che sono le difficoltà dei bimbi che stanno in ospedale, ma non soltanto con i bambini, immagino anche alle famiglie. Siete accanto anche alle famiglie. La vostra è un'attività importante di sostegno, perché i piccoli che stanno in ospedale hanno bisogno di essere in qualche modo coccolati, aiutati, sostenuti in alcuni momenti. Non sempre i bambini possono essere felici, ci sono delle fasi in cui magari sono meno felici. E questa è forse la grande difficoltà. Soprattutto quando sono fuori dalla loro cameretta, da casa loro, e sono costretti a stare in ospedale. Appunto, la missione di Abbio, come diceva, è sicuramente rivolta al bambino, che è l'elemento che è più traumatizzato dall'ospedalizzazione, ma non di meno alle famiglie in termini di accoglienza, di gestione anche del ricovero ospedaliero, perché spesso le famiglie devono riorganizzare per un ricovero improvviso, per un ricovero di una lunga degenza, e quindi Abbio per questo, Abbio con i suoi volontari, è assolutamente a servizio dei bambini per il loro gioco e alle famiglie per l'accoglienza. E quella di domani è proprio la giornata nazionale del bambino in ospedale. Esatto, perché Abbio non è solo Abbio Catania, è Abbio Catania, ma Abbio in altre 52 città italiane e in altre 200 pediatrie o qualcosa in più, quindi siamo 4.000 volontari al territorio nazionale. Siamo attualmente post-Covid, dobbiamo ammetterlo, ci siamo un po' ridotti perché chiaramente il periodo del Covid non ci ha permesso l'accesso nelle pediatrie, nelle strutture. Però stiamo ripartendo molto bene, siamo più di 120 volontari attualmente a Catania, e domani appunto siamo tutti in piazza per la nostra giornata nazionale, per farci conoscere, fare conoscere al pubblico chi siamo, cosa facciamo, e magari anche farci sostenere, perché la formazione in ospedale è importante. Non siamo in una ludoteca, il volontario deve essere un volontario formato. Dove possiamo incontrarvi per subito, assolutamente. Ci venite a conoscere a Catania, saremo presenti al Corso Italia 165, riferimento la parrocchia del Cristo Re, e al parco commerciale delle Zagare di fronte all'Ipercoop. Comunque il centro. E quindi insomma chi viene a trovarvi avrà delle informazioni da parte vostra, certamente, e in qualche modo può anche aiutarvi e sostenervi. Sì, assolutamente, può contribuire alla nostra causa. Noi offriamo il cestino di pere, il simbolo della nostra giornata nazionale, a fronte di un'offerta che servirà sicuramente alla formazione dei nuovi volontari e al proseguo di tutte le attività che con tanto orgoglio noi facciamo in ospedale accanto ai bambini. Accanto ai bambini, adesso cerchiamo di essere concreti. Che cosa fanno i vostri volontari? La vostra giornata, il vostro intervento nei reparti di pediatria? Spiego un po' più in dettaglio quello che è Catania, ma sarà sicuramente simile in tutta Italia. A Catania siamo presenti in 4 strutture: al Policlinico Rodolico, al Policlinico San Marco, al Cannizzario e al Garibaldinesima. Tutti i giorni nei pomeriggi per un paio d'ore apriamo le ludoteche, e quindi il bambino ricoverato che è in degenza può assolutamente, in funzione dello stato di salute, chiaramente spostarsi nella ludoteca. Qualora non ce la facesse il bambino, parte dei volontari si spostano e giocano o comunque intrattengono il bambino nella stanza, nella degenza appunto, e quindi tutti i giorni garantiamo un servizio presente in questi 4 ospedali e anche in più di 4 reparti, perché al Policlinico siamo sia in pediatria generale, in emato-oncologia, broncopneumologia, insomma siamo dei volontari formati anche purtroppo per le diverse malattie del bambino, però garantiamo una presenza costante di gioco, diciamo così, ai bambini, che per un attimo pare dimentichino la loro malattia, di essere in ospedale, e riescono a sorridere. E questo è molto, molto importante. E con le famiglie che tipo di rapporto riuscite a instaurare? Con le famiglie, seppur non immediato il collegamento, in realtà è un forte contributo che sentiamo da parte nostra di dare, perché come dicevo prima, spesso in termini organizzativi, perché la struttura ospedaliera può un attimino spaesare, perché non si sa a volte dove è il parcheggio, dove sono i servizi, dove chiedere informazioni, quindi il volontario che conosce la struttura sicuramente può essere una guida, può essere di supporto quando un genitore è impegnato al lavoro e l'altro deve dividersi tra il bambino ricoverato e il bambino da andare a prendere a scuola, quindi in casi eccezionali riusciamo anche a offrire servizi
sicuramente in coordinamento con la struttura ospedaliera, quindi con il personale medico e paramedico, però siamo assolutamente di supporto alle famiglie e alle necessità delle famiglie. Consideri che purtroppo in certi reparti non tutti e due i genitori possono essere presenti, c'è un turnover e lì noi ci proviamo a inserire cercando di dare anche il nostro supporto a loro. La vostra associazione è presente sul territorio italiano da tanto tempo, tanto tempo. Sì, ormai insomma sono 1978, sono 46 anni. E parlando di Catania, in realtà quest'anno, proprio visto che parliamo di anzianità, mi fa piacere condividere che per quest'anno per noi sarà il 30ennale, quindi Abbio è presente a Catania da ben 30 anni. Tanta passione, tanta... È facile accogliere, o comunque... non tanto accogliere ma richiamare volontari, cioè come si... non è, immagino, perché c'è un impegno. C'è un impegno. Devo dire che a volte riscontriamo dei casi in cui il volontario ha l'idea di poter venire in ospedale a giocare con i bambini e è sicuramente molto entusiasta, ok? Però poi spesso bisogna fare i conti con sicuramente una formazione impegnativa. E il vostro reclutamento, prima di arrivare alla formazione? Il nostro reclutamento avviene in maniera uniforme, standard a livello nazionale, perché c'è un sito www.abbio.org. Tutte queste informazioni chiaramente domani le potete ricevere n volte dai nostri volontari in piazza, però www.abbio.org, basta lasciare i propri dati, numero di telefono e la città chiaramente in cui si vorrebbe iniziare a fare il volontariato. A quel punto si viene inseriti in delle liste che automaticamente scorrono. E circa 2 volte l'anno riusciamo a organizzare dei corsi di formazione per una quarantina di volontari. E questi corsi di formazione che cosa prevedono? Perché chiaramente immaginiamo che sì, vabbè, si va a giocare con i bambini, però il contesto, l'ospedale, la malattia... Esatto, necessitano di una formazione importante. Sicuramente parte della formazione è relativa alla sfera igienico-sanitaria, perché per stare in ospedale ci sono certi protocolli che dobbiamo rispettare. Noi siamo ospiti in ospedale chiaramente, quindi ci dobbiamo attenere a quelli che sono i protocolli. Altra formazione avviene con degli esperti psicologi che manda direttamente Fondazione Abbio, perché mi va di fare questo passaggio. Le 53 associazioni Abbio presenti nel territorio nazionale sono coordinate da Fondazione Abbio, che è un ente che ci affianca per il coordinamento e la standardizzazione di tutte le associazioni, e tramite Fondazione riceviamo pure la formazione con delle psicologhe, per esempio, per appunto formare quale può essere l'impatto dell'arrivo di un volontario con un bambino che è ospedalizzato, è nel letto e non si può alzare. Il bambino può piangere, può dirti io qui non voglio stare, e vorrebbe che tu lo tiri fuori. Quindi diciamo sono situazioni un po' particolari. La formazione per fortuna ci aiuta ed è il nostro zoccolo duro su cui poi i nuovi volontari riescono a far bene. Mi piace sottolineare che nel corso della giornata di domani, con questi punti che sono a Catania, di cui abbiamo già parlato, dove ci sono i vostri volontari, si possono fare le offerte, però sono delle offerte che hanno anche un dono, diciamo come... per ricambiare. Esatto, sì, sicuramente c'è il cestino di pere, 1 chilo di pere, offerte da uno dei... Ma la pera perché? Perché è un simbolo... In realtà è una delle domande che si fa ai nuovi volontari, e chiunque prova a dire la sua, immaginando tra le risposte più fantasiose, non sto qua a dirle, ma ce ne sono, ma in realtà è perché per una scelta, diciamo così, era rimasta questa, perché le mele le avevamo prese, le arance le avevamo prese, ci è sembrato... Quest'anno vi siete adattati? Non esiste una vera e propria associazione fra il volontario, il bambino, l'ospedale e il frutto pera. L'abbiamo scelto così per simpatia. L'anno prossimo potrebbe essere un altro frutto? No, da 20 anni. Da 20 anni è la pera. Sì, da 20 anni, perché oggi è la nostra 20ª, cioè domani, scusate, sarà la nostra 20ª giornata nazionale. A proposito, abbiamo ricevuto l'altro ieri la medaglia del Presidente della Repubblica come riconoscimento dell'attività bellissimo riconoscimento che facciamo. Sì, siamo veramente orgogliosi. Allora, le pere sono il simbolo della giornata AIBO, che si terrà domani anche a Catania, e non solo a Catania, in tutta Italia, in tantissime città del nostro bel paese. Io devo ringraziare Giuseppe Sanfilippo, che è consigliere e anche volontario di Abbio. Assolutamente. Buon lavoro, perché il vostro è un lavoro prezioso, magari probabilmente non sempre ci si rende conto che negli ospedali
avvengono queste attività, perché magari sono fatti in orario quando non ci sono le visite, immaginiamo, sì, assolutamente, dei parenti, e quindi assolutamente. è difficile potervi incontrare. È un prezioso davvero la vostra assistenza per i più piccoli, costretti purtroppo a stare in ospedale. Sì. Grazie davvero, grazie, una buona giornata. Grazie a tutti voi, grazie dell'invito. Adesso ho le pillole di Almanacco e dopo andremo a vedere le stelle con Marco Amato. La giornata mondiale del turismo è una ricorrenza celebrata il 27 settembre di ogni anno. Celebrata per la prima volta nel 1980 dall'Organizzazione Mondiale del Turismo, la data venne scelta in coincidenza delle commemorazioni di una pietra miliare del turismo internazionale, il 10° anniversario dell'adozione degli statuti del 1970. Il turismo viene definito come un fenomeno sociale, culturale ed economico che implica il movimento di persone verso luoghi o paesi al di fuori del loro consueto ambiente per scopi personali o professionali. Oggi parliamo del grafene. Le proprietà di alcuni materiali che usiamo sono davvero strabilianti e molti di questi si trovano in natura. Ad esempio, il grafene è costituito da strati di grafite con lo spessore di un atomo ed è più robusto dell'acciaio, buon conduttore di elettricità, trasparente, flessibile e leggerissimo. Basti pensare che un unico foglio di grafene può reggere un gatto pesante 4 kg, ma di per sé pesa meno di un baffo di un gatto. Come anticipato, adesso proviamo a guardare le stelle, ma per tutto il fine settimana con Marco Amato, che vedo già pronto con la sua tazzina, che è un po' anomala per il caffè, diciamo, è un po' più allungata, no? Rispetto alle solite tazzine. È un po' più oblunga ed è di design, proprio perché oggi avevo voglia di un po' di praticità, senza petali, senza fiori, qualcosa di più semplice, di più godibile, insomma. Molto bene. Buongiorno Sicilia. Buongiorno a te Marco. Allora, cosa ci dici per questo fine settimana? Le stelle che hai scrutato, che cosa dicono? Ebbene, è un fine settimana con dei fenomeni astrologici e astronomici soprattutto decisamente molto interessante, appunto proprio perché la Luna sarà il Leone e quindi il reticolato di aspetti che si formerà sarà interessante, ma c'è un gioco planetario molto più complesso nel cielo, quello per esempio tra Mercurio e Nettuno, Saturno, la sua retrogradazione, Plutone che sembra stare ricominciando ad attivarsi. Ebbene, stanotte per esempio, proprio per la notte dei ricercatori, sarà visibile il bellissimo Saturno, il pianeta degli anelli, il tanto famigerato Saturno che ha una nomea brutta, mentre invece è l'ultimo pianeta visibile a occhio nudo umano, perché per tutti gli altri abbiamo bisogno di una strumentazione certa, anche se gli astrologi antichi davano per postulato che c'erano anche gli altri pianeti. Saturno quindi rappresenta il limite del reale, il limite del percettibile, ma il guardiano di Soia verso una dimensione trascendente, perché dalla sua posizione invece si osserva il percettibile a occhio umano e il non percettibile a occhio umano, per cui è il pianeta della ragione, è il pianeta della sapienza. E proprio con Mercurio hanno bisticciato da poco i due pianeti che invece è il pianeta dell'intelligenza, veloce, immediato. Il tempo nello zodiaco si ribalta un po' e si diluisce, più veloce per alcuni segni, meno per altri. La Luna in Leone chiaramente favorirà il Leone, l'Ariete e il Sagittario, anche se l'Ariete troverà una maggiore soddisfazione in questo weekend nelle sue vicissitudini amorose. Il Sagittario riprende in mano la vita sociale e gli amici e viene invitato anche a delle rimpatriate molto interessanti e molto divertenti, mentre il Leone rimane dei tre un po' più scontento, proprio perché il suo Sole per adesso non forma buoni aspetti
con altri pianeti zodiacali, ma guardando invece ai segni di terra c'è un vantaggio maggiore, proprio perché l'utilizzo compatibile da angoli diversi di Saturno e Mercurio riesce a mettere il Toro nelle condizioni di godersi un weekend magari al di sotto delle aspettative, ma sicuramente più discorsivo e interattivo con il partner. Forse sarà un weekend risolutivo per molti Toro, mentre invece i Vergine sono rincuorati da un momento di leggerezza che si sono finalmente concessi, proprio perché si stanno moltiplicando gli impegni e si entra nel vivo di questioni lavorative e di progetti molto importanti. I Vergine hanno bisogno anche di decomprimere in una maniera più personale, più aggraziata e magari con un po' d'amore, visto che adesso Marte vi strizza l'occhio, ma anche Venere fa molto l'amica, quindi attenzione a quello. Venere in Scorpione, per cui c'è una profusione di affetto viscerale, affettivo decisamente molto più carnale. Capricorno, che esce dalle vicissitudini affettive di nuovo vittorioso, anche se Mercurio per adesso non è proprio compatibile, per cui un Capricorno che parlerà ancora meno del solito, però nei fatti sarà assolutamente più vincente. L'importante è non chiedere troppo, ma i Capricorno in questo osservano ma non favellano. Cosa fanno i segni d'aria? Gemelli, Bilancia e Acquario sono assolutamente i segni che subiscono un po' di più l'accelerazione planetaria, per cui l'Acquario, che per natura è il segno della velocità e va sempre di fretta, andrà ancora più di fretta, come se fosse un'inquietudine questo weekend che dovranno un po' contenere. Gemelli, la vostra velocità mentale è impareggiabile, il Mercurio è assolutamente a voi compatibile, per cui nuova comunicazione, nuovi interfaccia, nuovi anche voi assolutamente. Bilancia, che ha qualche ripensamento in amore proprio perché ancora non vuole sciogliersi, non vuole darsi, ma siamo lì per costruire una storia veramente bella, mentre invece per le coppie già consolidate riprende il dialogo in amore. Per ultimi gli Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, con la bella Venere sicuramente le romanticherie ambiziose, a volte anche esagerate, del Cancro vengono assolutamente compensate, quindi un weekend assolutamente tra passione e amore. Tra l'altro Marte è nel cielo del Cancro, quindi ottimo anche per la bella Venere in Scorpione. Lo Scorpione riprende una sua sicurezza proprio perché si è sentito un po' trascurato e adesso si dedica all'amore. Pesci, romantici come sempre, un weekend al mare, ma con romanticità tenterete comunque di chiarire, di sanare qualche ferita emotiva del partner o di qualcuno a cui volete bene, proprio perché siete un segno sensibilissimo che corre sempre in protezione degli altri. Questa volta sarete un po' più sofisti, diplomatici e meno emotivi, ma sempre empatici. E detto questo, a tutto lo zodiaco e a tutto lo staff di Antenna Sicilia auguro un bellissimo fine settimana. Grazie Marco, buon fine settimana anche a te. Adesso ci vediamo quali sono gli appuntamenti più significativi di questo weekend. Allora, buon weekend, c'è tanto davvero come sempre nel fine settimana in Sicilia. Emanuela, torno da te. Sì, intanto c'è un'operazione, Angelo, un'ultima ora, un'operazione della Guardia di Finanza di Enna a seguito di un'indagine delegata dalla Procura Europea sede di Palermo. Hanno scoperto un'attività di frode e riciclaggio per un valore pari a 170.000 euro di soldi che sono stati stanziati dall'Europa, tra l'altro posta in essere da un imprenditore nel settore agricolo e zootecnico che opera nel territorio appunto della provincia ennese. L'uomo è indagato, sono stati sequestrati questi 170.000 euro appunto di fondi europei, poi magari scopriremo meglio tutti i dettagli nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Ma invece adesso chiudiamo con un'altra grande attrice che compie 90 anni, sono tante le attrici che in questi giorni hanno festeggiato questo bellissimo traguardo e lei è Brigitte Bardot.
Un simbolo praticamente, un sex symbol. Un sex symbol immortale, possiamo dire. Non mi importa nulla della vecchiaia, ha detto, anzi non l'ho neanche vista arrivare. Lei appunto festeggia i 90 anni e tra l'altro ricordiamo che è una grande animalista, infatti lei dice io al Pantheon no, voglio restare con le mie capre. Lei ha proprio dedicato, si può dire, quasi buona parte della sua vita, dopo i grandi successi al cinema, come icona di bellezza e di bravura, lei ha dedicato quasi tutta la sua vita proprio alle battaglie animaliste per tutelare e per salvare gli animali. Poi proprio le caprette a lei piacciono, è stata proprio l'incontro di una capra su un set, ti racconto questo aneddoto, che faceva parte insomma, di questo set dove lei si trovava a recitare, poi il regista disse vabbè poi questa la mangiamo dopo, e da lì lei prese la capra, se la portò a casa e da quel momento ha capito che quella era la sua strada, aiutare gli animali. Grazie Emanuela. A te, Angelo. Una buona giornata, buon lavoro ovviamente per le prossime ore. Ci ritroviamo chiaramente la prossima settimana per Buongiorno Sicilia. E intanto, prima di chiudere, il 27 settembre ma del 1966 nasceva a Roma Lorenzo, il ragazzo fortunato Lorenzo Cherubini Giovanotti, che praticamente ci accompagna proprio in chiusura della nostra trasmissione. Buona fine settimana a tutti, Buongiorno Sicilia torna lunedì, auguri a tutti di una buona giornata.